Questa trasmissione è offerta da Goi Mario. Eccoci qua, benvenuto al punto al sindaco di Osopo e presidente della comunità collinare del Friuli, Luigino Bottoni. Avvocato Bottoni, allora come vanno le cose innanzitutto a Osopo? Buongiorno a tutti. Diciamo che a Osopo le cose vanno un po' come in tutti gli altri comuni, cioè si cerca di fare del nostro meglio, c'è tanta attività, voglia di fare, interesse anche degli amministratori di volere essere utili per il paese. Ci si scontra con le difficoltà burocratiche che rendono le prassi più complicate, più difficili, e ci si scontra con la mancanza di risorse umane che rendono il tutto ancora più difficile da percorrere, più lento e certe volte anche poco comprensibile da parte di noi stessi, ma soprattutto da parte dei cittadini. Per il resto diciamo che l'attività prosegue abbastanza bene. Col Covid in questo momento non abbiamo alcuni casi, però diciamo sotto controllo e non in maniera preoccupante. In passato abbiamo avuto anche noi un periodo piuttosto nero col Covid a inizio del 2021, nel mese di gennaio, febbraio, insomma, Osopo è stato abbastanza colpito dal Covid. Adesso, insomma, in questo momento la situazione è abbastanza sotto controllo. Bene, allora ritorniamo dopo su Osopo, intanto parliamo un momentino della comunità collinare, quindi in qualità di presidente della comunità collinare, che è stata una delle la seconda fondata in Italia, subito dopo la nostra regione nel 63, già nel 67 il compianto Tito Ametus ebbe questa idea insieme a tutti i sindaci del tempo. Insomma, mi pare che siete un esempio anche adesso nel panorama non solo regionale. Ecco, mi fa piacere questa domanda. Sì, la comunità collinare è stata un grande pioniere, grazie agli amministratori dell'epoca. Parliamo proprio dell'anno 1967, quando un consorzio di 15, che poi in certi momenti della sua storia è stato anche di 16 comuni, si è messo assieme, ma in maniera volontaria, per gestire alcune problematiche. Ora, nel corso degli anni, i comuni ovviamente cambiano bandiera, cambiano sindaci, ci sono sindaci che vanno d'accordo, sindaci che vanno meno d'accordo, ma la caratteristica della comunità collinare è sempre stata quella che comunque si trova una sintesi, comunque sia nelle diverse sensibilità politiche, nelle diverse sensibilità nell'affrontare un problema. Alla fine però la sintesi si è sempre trovata e si è sempre riuscita a trovare delle soluzioni. Questo è lo spirito che anima ancora ad oggi, a distanza di più di 50 anni, 54 anni, questo spirito lo si trova ancora nella comunità collinare, che pure nelle diverse posizioni alla fine riesce a fare squadra. E questo è bello e oltre che essere bello è molto utile e molto produttivo anche per i risultati. Ecco, siete stati protagonisti nel post-remoto, lo siete stati anche durante questa pandemia. E, insomma, mi pare giusto sottolineare come un esempio di concordia, tra virgolette, amministrativa che cerca di risolvere i problemi per gli amministrati, no? E quindi c'è molta soddisfazione, insomma, perché anche nelle ultime elezioni delle Friuli Collinare vi siete, insomma, guardati in faccia, avete detto dobbiamo andare avanti e avete trovato le soluzioni quasi subito, mi pare, no? Sì, si sono trovate le quadre, appunto, e questo appunto è quello spirito, insomma, che non vuol bloccare la comunità collinare anche nei momenti, diciamo, più delicati che ci sono in questi casi, quando le elezioni, perché giustamente ci sono delle rappresentanze da dover far emergere e quindi però la quadra si è trovata e questo lo si vede positivamente in quello che sta facendo la comunità collinare, e la comunità collinare in questo momento si sta muovendo fondamentalmente lungo 3 direttrici principali, sì, e altre secondarie. Noi diamo servizi per i nostri comuni associati e cerchiamo di dare i migliori servizi al minor costo. E noi stiamo lavorando molto nella parte turistica per lo sviluppo turistico del territorio, che si presta molto ad uno sviluppo turistico e soprattutto al turista che c'è adesso, anche dopo Covid, quando esiste
turismo di curiosità che vuole andare a vedere le cose belle, le cose, il paesaggio bello, vuole mangiare bene, vuole trovare fare un'escursione in bicicletta, ecco, e trova nel nostro territorio un luogo ideale. E infine siamo pionieri, proprio con questo spirito, nell'attivazione delle CER, che sono le comunità di energia rinnovabile, che sono i futuri sviluppi che noi stiamo portando avanti, ma che poi diventeranno una cosa familiare per tutti, per tutto il territorio, per tutta l'Italia, sul nuovo modo di produrre e di consumare corrente elettrica secondo quelle che sono le direttive che la Comunità Europea sta portando avanti, ma anche i ministeri del nostro governo. Ecco, quindi siete designani anche in questa innovazione, quindi complimenti. Un evento prossimo quale sarà? Ma eventi prossimi, diciamo, in Comunità Collinare noi adesso stiamo lanciando i pacchetti turistici invernali, quindi la prossima settimana sarà disponibile sui nostri siti e presso le agenzie turistiche tutta la parte invernale, tutti i pacchetti invernali del turismo, quindi di quello che noi vogliamo fare, e questo grazie anche alla collaborazione con Promo Turismo, che ci dà una mano veramente significativa. Ecco, il prossimo evento importante sarà proprio il lancio della stagione invernale. Ecco, mi pare che avete un buon rapporto anche con la Regione, un rapporto di confronto schietto e anche molto proficuo, insomma, almeno leggendo dalle cronache e sentendo un po' i tuoi colleghi. Sì, è vero, racconto con un piccolo aneddoto, insomma, la riforma della legge Roberti sugli enti locali, che ha portato poi alla nascita delle comunità di pianura e le comunità di montagna, si è basata proprio sull'esperienza della comunità collinare, tant'è che lo stesso assessore Roberti più di una volta è venuto di persona in comunità collinare per voler parlare e toccare con mano la nostra esperienza, raccogliere punti di forza per poi trasformarli in una legge, in un impianto di legge che poi è successo veramente così. E quindi l'impianto di questa legge in qualche maniera trova spunto dalla comunità collinare. Insomma, questo è stato il gene, è partito da voi. Ecco, parliamo un momentino di Osoppo, del tuo territorio amministrato e i lavori che sono in corso in questo momento entro la fine dell'anno, perché mi pare che il bilancio l'avete già messo in salvaguardia, il problema delle risorse del personale c'è naturalmente, ma i lavori vanno avanti. I lavori vanno avanti, diciamo l'anno è ormai quasi finito, per cui la gran parte dei lavori programmati nell'anno sono stati realizzati. Abbiamo dei lavori di riqualificazione energetica nelle frazioni, lavori di miglioramento viario anche nella parte del capoluogo, ma soprattutto abbiamo in programma per i prossimi anni importanti lavori di sistemazione viaria con la costruzione di 3 rotatorie nell'asse viario nord-sud che proporranno un miglioramento sostanziale, insomma, di quelle che sono le criticità in alcuni incroci e risolveranno definitivamente quell'asse nord-sud. Noi siamo, come si sa, insomma, un paese fortemente interessato dal traffico pesante per la vicinanza della zona industriale e quindi per noi la sistemazione viaria è, oltre che un discorso di comodità di viaggio, anche di sicurezza, perché il punto è questo, che ci sono spesso degli incidenti. Quindi semplificare un po' la vita dei cittadini, che siano un po' più sicuri sulle strade di Osoppo, che poi è una magnifica località. Ecco, Sindaco, le scuole le avete già messe in ordine, quindi sono già ripartiti, tutto a posto, insomma. Allora, sono ripartito il trasporto scolastico senza problemi. 2 investimenti li abbiamo fatti, uno è stato realizzato proprio adesso, è terminato, che è la sostituzione di tutti i serramenti delle scuole elementari e delle scuole medie, e 2 interventi invece sono previsti per il prossimo anno ed è l'aumento e il miglioramento della sezione della scuola dell'infanzia e l'efficientamento antisismico della palestra, che era rimasto ancora indietro, ma abbiamo ottenuto il finanziamento e quindi a questo punto nel 2022 porteremo la palestra scolastica, la nostra palestra, insomma, secondo tutte le regole, le moderne regole antisismiche. Bene, poi gli eventi in presenza delle varie associazioni sono iniziati, stanno iniziando, come la storia? Stanno uscendo, no? Mi pare, da questo momento un po' particolare. Sì, allora il 2020 è stato un anno molto difficile e attività
non ne sono state fatte, se non proprio a livello un po' così familiare, diciamo cittadino. Però il 2021 si sono date da fare, eventi ce ne sono stati e ce ne sono ancora in questa parte finale, fino insomma che non arriverà il freddo, e saranno soprattutto degli eventi di carattere sportivo. Il nostro territorio si presta molto all'attività sportiva, quindi una corsa che ci sarà domenica che si chiama Hells Race, ed è una corsa ad ostacoli anche pesanti, una corsa dura, insomma, per chi piace questo tipo di sport molto duro, di attività sportiva faticosa. E poi il 9 e il 10 ottobre ci sarà la prova del Giro d'Italia ciclocross nel Parco del Rivellino, e il giorno prima un campionato italiano paralimpici di ciclocross. Quindi il Parco del Rivellino, che è il nostro parco cittadino, si presta ancora una volta per un grande evento di carattere di ciclocross, proprio una prova sportiva agonistica di ciclocross. È già la terza edizione che viene fatta, ed diventa una tappa ormai tradizionale del Giro d'Italia, quindi parliamo della manifestazione. Quindi a livello nazionale, insomma. Sì, a livello nazionale è la manifestazione più importante che c'è proprio su questo sport. Bene. Senti, concludendo questa bellissima chiacchierata, che innanzitutto ringrazio per la tua disponibilità e sempre affabilità nell'essere qui presente alla mia trasmissione, volevo chiederti, ultimamente la Regione ha varato questa legge sull'indennità dei sindaci, eccetera. Qualche tuo collega dice, ma il sindaco deve essere più professionale, quindi è giusto che venga pagato, altrimenti le grandi professioni non si avvicinano alla politica. O qualcuno dice no, ma il volontariato deve resistere. Tu come la vedi in sostanza? Perché voi siete sempre in prima linea e come col procuratore dietro la porta, o la Corte dei Conti, insomma, avete una certa responsabilità, tu sei del ramo e mi confermi, senz'altro. Sì, ognuno ha la sua posizione, però diciamo che come in tutte le cose, insomma, se si vuole ottenere dei risultati, se ci si vuole dedicare, bisogna anche mettere le persone nelle condizioni di poterlo fare, perché anche il sindaco ha una famiglia, deve mangiare, ha un'auto e tutte queste cose qua. È giusto che metta tutto a disposizione del comune, ma in qualche maniera un reddito ci deve anche essere, anche perché l'impegno che ha un sindaco non è un impegno a tempo perso, è un impegno da volontario. Anche, come accennavi tu, il fatto che poi bisogna anche rispondere certe volte in certe situazioni, ci sono delle responsabilità, ma effettivamente un sindaco e anche un assessore che ha un lavoro e che lavora non riesce a dedicare tutte le ore che dovrebbe al suo lavoro, e quindi per forza di cose il suo lavoro ha una diminuzione reddituale mentre fa il suo lavoro, quindi un'indennità ci deve essere. Dopodiché nei nostri paesi, insomma nella fascia di Osopo 3.000 e 3.000 abitanti, insomma credo che le indennità siano anche adeguate, adesso che sono state adeguate, siano corrette relativamente a ciò che si fa e ciò che si rischia, ecco, come responsabilità. Ma voglio anche soprattutto sottolineare il ruolo degli assessori, che certe volte viene anche detto qui non serve fare gli assessori perché basta al sindaco, un assessore è sufficiente. Ma io dico che tante volte con un assessore che guadagna 500 euro al mese io risparmio un operaio, perché l'assessore va a prendere sulle foglie, pulisce le strade, interviene la notte, interviene di giorno, fa mille cose che se poi bisognasse pagarlo all'esterno costerebbe di più che non l'indennità dell'assessore. Quindi si esagera quando si dice che tutti devono fare tutto e anche gratuitamente, secondo me. Bene, hai dato un quadro perfetto della situazione, quindi allora buon lavoro a te e tanti auguri a tutti i cittadini di Osopo e naturalmente alla comunità collinare del Friuli. Grazie e buon proseguimento. Mandi, alle prossime. Questa trasmissione è stata offerta da Goi Mario.